ha invitato a Roma Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro lunedì per fare sintesi e trovare finalmente il modo, senza tassare i cittadini veneziani e i cittadini veneti come invece qualcuno ha detto, e finalmente portare a completamento un'opera incompiuta come il Mose. Alla fine di una giornata a dir poco convulsa si consuma il dietrofront da Roma a Venezia. È lo stesso ministro Danilo Toninelli a ufficializzare lo stop a quella notizia che aveva provocato la rivolta veneta. La tassa di scopo sul Mose dunque? Solo un'ipotesi, una delle soluzioni allo studio, non quella definitiva. Non avrebbe affatto gravato sui veneti, peraltro, spiega Toninelli, ma su chi visita la città e gode delle sue bellezze, soprattutto gli stranieri, ed era stata immaginata come ben distinta dalla tassa di soggiorno che riguarda gli alloggi e gli alberghi. Toninelli dixit nel video diramato in serata, e non sappiamo quanto in realtà abbia pesato l'attacco del Veneto e di Venezia, non solo Zaia e Brugnaro, ma anche le categorie economiche che si esprimevano così solo poche ore fa. In maniera diplomatica che è una follia, in maniera diretta che è una porcata. Guardate che in schedina è difficile fare 0 o 13, cioè è uguale, è difficile. Il suo ministro fa 0 sempre. Siamo purtroppo in presenza di un ministro delle infrastrutture che non è in grado evidentemente di operare secondo i dettami del comune buonsenso ed è certamente non all'altezza del ruolo che dovrebbe rivestire. Intanto l'invito a Zaia e Brugnaro per lunedì a Roma, con il sindaco di Venezia che ha già fatto sapere venga lui qui a spiegare. Nell'emendamento la tassa sparisce e resta il supercommissario. Un commissario governativo che porti a completamento un'opera che ha anni di ritardo e tanti scandali giudiziari. Secondo, la creazione di una struttura che possa manutenerla nel tempo, perché sappiamo quanto costa la manutenzione di quest'opera.